Bella raga, tutte le comandine veneziane, siamo su Eurotrack Simulator 2 che ho in attesa del DLC Italia, siamo con il nostro Iveco, con i LED bianco, luce verdi con la bandiera, dobbiamo fare la tratta Venezia-Salisburgo, no, qua abbiamo salvato tutto, ok, Venezia-Salisburgo, l'orario giovedì alle 21:27, tutto regolare, ok. Questo è l'interno, con la pizza, le zoccolette, la torre di Pisa e quant'altro, io direi di andare. Ok, guardatelo, è fierissimo. Ok, perfetto. Io non ho ancora gli aggiornamenti di robe, quindi ovviamente non ho ancora la mappa aggiornata con l'Italia fatta bene. Perché le bet so come si mettono, però ho delle mode roba, allora aspetto. Andiamo perché ci aspettiamo i coglioni, qua siamo. Poi in realtà siamo a Marghera e stiamo andando verso Mestre in realtà. Eh sì, questa è la zona con le mongolfiere famosissime a Venezia. Oddio. Eccoci qua. Purtroppo come si dice? Non so perché, ma dal workshop hanno tolto i brand tipo Coca-Cola, Nintendo, quelli là, forse per i diritti, non lo so adesso. Ma vediamo qua un attimo dove abbiamo. Vorrei colpire la benzina. Cazzo. Sto display fa un po' da cagare, ma va bene. Andiamo così. I chilometri sono di là percorsi, ok, ciao. Ok. Faccio il Tom Cruise. Perfetto. L'importante è che prima tutto da un po' che non gioco. Questo Klagenfurt, perfetto. Però le mongolfiere me le godo, le mongolfiere veneziane. Okay. E siamo in autostrada, ok. Comunque da quello che ho visto, vedendo un po' di video in giro, sembra veramente l'Italia fatta no bene, di più, qualcosa di veramente meraviglioso ed è una chicca devastante, perché ci voleva proprio, insomma. Vabbè, non è venuto male sui veicoli, quindi i veicoli non è che puoi modificarli tanto, soprattutto all'interno, purtroppo. Però vabbè, chi si accontenta gode. Quanto peso abbiamo? Non è che pompa tanto, Non pompa, non pompa. E così, insomma, se adesso ragazzi, vedendo che il canale comunque ci sarà comunque un cambiamento nel canale, torneremo alle origini a sto punto, tanto comunque le visual sono quel che sono, gli iscritti ormai, il canale è andato, c'è il mio zoccolo duro, a sto punto ritorno con i simulatori, cioè veramente quando posso, col tempo che ho e la salute con l'ernia che è un po' migliorata, però sempre insomma non sono ancora al top, faccio così, lo fa pure sinceramente. Dovevo andare in Osterreich, dovevo andare. Va bene, siamo sulla 4, la classica A4, una delle più classiche. Adesso voglio giocare anche così perché voglio dopo riprovare e vedere la differenza, cioè che secondo me è veramente importante, teoricamente. Sono 420 km, quindi facciamo anche presto, insomma. È una tappa abbastanza veloce, diciamo che preferisco fare in live le tappe lunghe. E mettono anche il telecast, che non c'è ancora mi sembra qua in Italia, però lo mettono con DLC. Mettono il super telecast.
che ci andiamo lenti, però mamma mia. Ok. Appena preso questo, poi questo lo daremo, insomma, lo daremo a un altro, perché sinceramente adesso ho fatto sta tappa con l'Iveco così perché lo fa vedere un camion italiano, però dopo mi prendo il mio Scania, me lo personalizzo alla grande, ciao. Ok. Ma dopo lo do al mio, prendo un autista e vado a bomba, insomma, il mio autista, con il porco dell'autista come piano. E così, insomma, stavo vedendo anche di altre mod per migliorarlo sempre di più, però a sto punto aspetto DLC 1.30 perché metti, scarico una cosa che poi non è contro 191, sto completamente un cross control. Se qualche strada si sono freddo di cavezzo, devo anche beccare stradine adesso. Non lo so sinceramente. Comunque solamente il DLC dell'Italia, che è un sogno. Faccio assolutamente tantissimi video, forse anche una diretta, perché voglio vedere le città, cioè, voglio vedere come le hanno fatte, anche Venezia, che so che Venezia è tra tutte quelle più difficili, quindi cioè, sarebbe bello insomma mettere il punto della libertà e poi fare la deviazione a destra verso Tronchetto, sarebbe il The Dream, però la vedo alquanto dura sinceramente. La vedo molto dura. Però non sa mai, magari fanno il capolavoro. Non si sa mai. E adesso si pompa. Non si pompa. Andiamo di Tom Cruise. Tanto sto cambio che arriva ai 100, cioè da vergognarsi proprio, cioè, non mi piace, cioè come velocità proprio no. Scania tutta la vita. Mamma mia che clacson. Un clacson un po' curioso, alquanto curioso. So che tutti voi aspettate l'incidente come indiano, ma non ci sarà perché ormai il Cubo è diventato un bravo ragazzo. Un ragazzo serio. Devo dire veramente che comunque questa compagnia è veramente fenomenale, cioè Eurotrack ha fatto 100, American Truck sinceramente mi ha rotto un po' le balle perché a pochi stati, soprattutto i camion mi fanno cagare, i camion americani, però Truck è veramente 2 alla ciliegina, già l'1 era bello, però il 2 è veramente un capolavoro, cioè nel senso in proporzione a cos'è un gioco di camion, tutto, veramente tanta roba, infatti anche Steam lo dimostra con 20.000 persone al giorno che giocano. Recensioni incredibili, insomma se fanno recensioni i giocatori e non diciamo le aziende o i siti pagati, c'è un motivo insomma sto gioco, tanta roba. Oh, siamo nelle montagne austriache, abbiamo passato l'Italia da un po', ma sì, abbiamo visto un po' di chilometri e adesso siamo qua. Devo andare per Salisburgo, oh, sarà no, Felingorgo, ma perché devo beccarlo sempre io me lo becco. Che figa la lucente. Dai vecchio, su, dai porco, dai, ma sì, ci la polizia, no? Perfetto. E adesso traforiamo, passiamo sotto il tunnel. Il Cume va in buca. E questa è sempre una cosa buona e giusta. C'è abbastanza traffico, beh anche mezzogiorno l'una, quindi ci sta. Mancano 200 km all'arrivo. Allora, l'1 dicembre manca ancora meno di una settimana perché esce venerdì, oggi è domenica.
Superiamo la pura così, non ero ignorante proprio. Ecco il rischio. Qua rischiamo veramente qualcosa di brutto. Mamma mia. Va bene, è andata anche bene. Vediamo se abbiamo fatto danni. No, che cool. Tipico culo come indietro. Buono. E adesso speriamo di non aver traffico davanti, se facciamo una bella tirata. Ecco, mamma mia, si prevede stradina non proprio meravigliosa. Dio Cristo. Abbiamo dei tornantini dopo, raga, niente male. La grande pecca di questo gioco, lo dirò sempre fino allo sfinimento, sono le stagioni. Se metti autunno, estate, primavera e inverno hai pioggia, adesso c'è la pioggia, sole e soprattutto la neve, se tipo vai in Scandinavia, ciao. Purtroppo sta cosa ancora non la vogliono mettere, si stronzi, e se mettono questa diventa il gioco più bello della storia. Mamma che stradina. Ok, grazie. Sono di fretta, purtroppo è così. Ok, e adesso inizia qualcosa di un po' curioso. Mamma mia. Inizia il rally d'Austria, Salisburgo, Venezia. Maria Vergine. Cioè, guardate che roba, raga. Tornantoni, c'è d'altronde siamo in montagna, cioè non è che possiamo pretendere l'autostrada dritta e perfetta. Ci sono anche belle strade rispetto a certi italiani. Si sta un po' tagliando le curve, tanto non vedo nessuno. Non è una strada molto trafficata questa di montagna, adesso vedi arrivano giù 50 camion. Che bello però. Il camion sembra reggere bene la salita, questo è importante. Ok, siamo sul Tom Cruise, lo teniamo a 62. Il più veloce, onestamente siamo già fuori di velocità. Sì, pochi chilometri, però la strada non è dritta, quindi insomma ci metteremo comunque un pochino. Arrivo previsto per le circa le 15, le 16. Eccolo qua, ciao. Cioè piano, sta attento come, però piano mai. Neanche nei tornanti, sempre a bomba. Adesso 62 teniamo bene, va su bene e non ha sbandamenti, questa è una cosa positiva. Ok, forse è finita la strada difficile. Sì, abbastanza, sì. Non è autostrada, però non è neanche impossibile. Ottimo, very. Mi piace, però semplice, ma ci sta. La prossima, sullo Scania volevo mettere una livrea particolare, tanto ne ho comprate talmente tante che ho l'imbarazzo della scelta. Deve essere un camion tamarro allo stato puro. Stanno volando, no dai cazzo, non la pioggia, per cortesia. No, la pioggia, cacchio. Voglio arrivare in tranquillata, voglio arrivare. Intanto le montagne nascono all'orizzonte. Pensa a fare questi tornanti, queste stradine con la neve, sarebbe il sogno devastante. È l'unica cosa che manca delle stagioni, diciamo, particolari con un calendario
così da rendere anche la carriera più reale, con anche gli anni magari, così vedi quanti anni fa. Ma secondo me è un DLC così bestiale, una volta che finiscono diciamo le città, perché secondo me fai l'Italia, dopo secondo me aggiungi magari, a mio avviso, la Finlandia, che ha poco senso se hai messo Svezia, Norvegia e Danimarca, la Spagna, il Portogallo, e fai magari gli ultimi paesi, magari potresti fare senza dover fare fino alla Russia, per carità, che se la Russia secondo me è molto giocato in quei posti, potresti fare la Grecia, Grecia, Turchia, Russia, qualche città in mezzo, la Bulgaria, robe così, non tante, magari ne fai qualcuna e dopo ti dedichi al super DLC delle stagioni, dei calendari, della modalità carriera ancora più immersiva di questa. Questo è il mio modesto parere. Qui è Pino? No, PNO, pensavo Pino. Per portare il caviale, quindi roba di lusso, è una roba che amo, perché il caviale, quello originale, chiaramente è eccezionale. Da non confondere con le uova di lompa, ragazzi, vi prego. Su. Bello, però anche ogni tanto ci sta anche sempre autostrada, dopo un po' ti spacchi i maroni. Questo fa un po' fatica però, Che bello però. Non ricordavo ste zone. Ora è una giornata. Guarda che bello qui di là, ciao. Bello, questo mi piace. Boh, non mi ricordo se ci è mai passato di qua, onestamente. Molto molto cool. Ok. Dove ci siamo vicini, però chiaramente 100 km in autostrada non sono 100 km in montagna, quindi è normale insomma andare più lenti e metterci di più. Infatti adesso è aumentato di 5 minuti, prima l'arrivo era previsto per le 15:59, adesso 16:05, però adesso non c'è fretta, siamo in pieno orario, dobbiamo arrivare alle 21 e alle 21 l'ora prevista, quindi direi che ci siamo abbondantemente. Sono le 15:12, guarda quanti laghetti. Sicuramente non è DLC o robe questo, però non era passato qua, infatti mi manca Salisburgo come città da esplorare. Ne mancano parecchie, quando ho perso poi il mio primo file storico dove giocavo ancora su Risi, se non su Steam, porca miseria. Però bello, mi piace. Meno male che la pioggia appena non è arrivata, mi manca poco. Comunque la Sicilia è confermata, spero anche nella Sardegna, ma ho visto la Sicilia con l'Etna, cioè veramente c'è da godimento proprio, sembra fatta ancora meglio della Francia, che già il DLC Vive la France è molto molto bello, ma c'è un trenino merci. Ma qui siamo arrivati. Ne abbiamo. E wow. Arrivati. Sì, l'ultima parte comunque tranquilla, insomma, non strade brutte. E questo è importante. Ancora non vediamo la scritta Salisburgo, e questo mi fa un po' paura. Ma che cazzo? Ah, ok. Salisburgo. Ah, ancora Pino, c'è, ecco Pino, perché per noi è Pino ormai, Salzburg Explorator. Che bella, bella, mi piace questa cittadina. No, che cazzo sto facendo? Devo andare avanti, ma non posso fermarmi qua. Ecco, la cappellata come indiana ci stava alla fine video. Tutto molto regolare, ma non c'è nessuno.
fortuna che non c'erano macchine, ho fatto la cazzata storica. No, passo io. Qua vediamo le manovre, però onestamente spero di non metterci 2 ore col mio solito da buon veneziano senza la patente, ci sta. Non sono neanche messo male, se proprio devo dirla tutta. Vai, beffiamo il sistema, beffiamo sto cazzo di sistema. Beffiamo sto cazzo di sistema. No dai, perché? Dai, dentro, ho fatto. Sì, godo. Grande come l'impresa con questo con l'Iveco. Ciao. Ok, carrierista, eccellente. Tu. Buono, professionista, perfetto. Buono raga, sotto il commendatore veneziano. Il prossimo video non so se fare direttamente il DLC dell'Italia, che esce venerdì, o se portare un altro video magari con un cambio più bello di questo, che onestamente sì, carino, però ho bisogno di Scania, Scania è la mia vita, lo Scania me lo godo. Raga, un saluto al commendatore veneziano. Ciao!